Allora, siamo in compagnia di Andrea Conti, il mister della Basanta, soddisfatto del risultato? Ma soddisfatto sì, perché siamo andati ad affrontare una partita, una squadra molto ma molto messa bene in campo, con degli ottimi giocatori. Il risultato ci va benissimo perché abbiamo cercato di limitare i danni, ci siamo un pochino chiusi, non abbiamo creato chissà che, però abbiamo lottato molto bene, ci siamo sacrificati e sono convinto che con questa squadra, se continuiamo di questo passo, perché se continuiamo a sacrificarci, a dare per la squadra soprattutto, riusciamo a ottenere il risultato che abbiamo Insomma, che state inseguendo, certo. Sì, che stiamo inseguendo, esatto. Ecco, voi siete una squadra che anche l'anno scorso fa molto bene la fase difensiva, difendete in 11, forse nella fase offensiva con meno giocatori non riuscite a supportare anche le punte forti che avete. Esatto, ma la cosa è molto ma molto chiara, perché oggi noi abbiamo due punte di ruolo, Marco Maniglio e Gianluca Pin. Marco ha avuto uno stiramento la settimana scorsa, Gianluca dopo 20 minuti ha avuto un problema alla spalla, certo, quindi... abbiamo dovuto giocare senza demeritare sicuramente, perché chi è entrato al loro posto hanno giocato, senza delle punte che ci facciano salire la squadra, che ci tengano un po' la palla, così, però chi ha giocato al posto loro hanno si è fatto valere, stesso, certo. sì. Ecco, voi fuori casa praticamente siete riusciti a vincere, a dimostrazione appunto che siete una squadra che magari quando trova gli spazi riesce anche a colpire meglio, no? Ma noi cerchiamo di giocare allo stesso modo, sia in casa che fuori casa. Fuori casa abbiamo vinto alla Palma, Santa Maria alla Palma, una partita che forse il pareggio era più giusto, però abbiamo trovato il gol all'85esimo più o meno, abbiamo portato via 3 punti. È una squadra molto ma molto tosta anche la Palma. Certo. Poi Lanusei è stata meritatissima, perché abbiamo fatto il gol al primo tempo, poi ci siamo difesi, siamo ripartiti un paio di volte in contropiede, quindi la nostra partita l'abbiamo giocata e strameritata. Poi siamo stati un po' sfortunati nelle 3 partite in casa, perché con Monte Alma per esempio abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, dove abbiamo avuto 7 occasioni da gol, purtroppo non è entrata la palla, poi loro su un contropiede ci hanno fatto il gol, poi si sono chiusi e hanno portato via 3 punti loro. È un campionato molto difficile, molto equilibrato. Forse non siete ancora abituati al nuovo campo. Ma il nuovo campo sicuramente che meraviglioso, certo. È eccezionale, però ci dobbiamo abituare, adesso certo. Con la voglia, con la grinta sono sicuro che ci abituiamo anche a quello. Ecco, parliamo un po' del campionato, quali sono le sue favorite delle squadre che avete trovato, anche sulla base delle valutazioni delle altre squadre? Ma alla fine io sono convinto, almeno a Nomi, ho visto l'Anuorese una volta e l'Anuorese sono pazzeschi, sono una bellissima squadra, messi bene in campo, molta grinta, ritmo altissimo, una cosa che per esempio il Tempio non aveva oggi. Il Tempio c'è una bellissima squadra, completi tutte le parti, però con un ritmo molto basso, quindi sono molto almeno oggi erano molto prevedibili. Certo. Poi niente, il Ghilarza se rimangono sempre quella formazione sono competitivi al massimo, perché hanno un'ottima squadra. Il problema penso che venga il Ghilarza quando inizierà a mancare qualche giocatore, perché forse non hanno una grossa rosa, certo. Però gli 11 che scendono in campo sono pazzeschi, sono una bellissima squadra, certo. E cioè anche un ottimo allenatore, messi bene in campo. Ecco, per chiudere un auspicio, insomma, per la prossima stagione, cosa serve alla Basanta per salvarsi? Oltre che recuperare i giocatori importanti. Per questa stagione soprattutto parliamo, certo. Alla Basanta serve per salvarsi molta ma molta convinzione, essere consapevoli delle armi che abbiamo e crederci, perché noi con la voglia, con la grinta possiamo andare dappertutto a giocarci la partita. Poi avere un po' di fortuna, perché dall'inizio del campionato forse ho fatto una partita con tutti i giocatori e anche oggi ne mancavano 5. Anche se il rientro di Alfonso è molto importante. Il rientro di Alfonso, altro se non è in grandissima condizione, la riprenderà piano piano perché il ritmo partita manca. Il rientro di Alfonso è importante, però Gabriele Mele, Carlo Cadoni, Maniglio... Non potete permettervi insomma di regalare questi giocatori a nessuno. Esatto, sono giocatori che in questa categoria fanno la differenza, quindi possiamo lottarcele, possiamo salvarci alla grande. È dall'inizio che lo dico, altro se siamo partiti malissimo e noi ci crediamo, noi non ci abbattiamo perché ci crediamo, perché con la grinta, con la voglia, ripeto, ce la possiamo fare.
Va bene, noi ringraziamo Mister Contini, in bocca al lupo alla Basanta per il resto del campionato. Eccoci qua con il capitano della Basanta, Simone Puzzolu, giusto specifichiamo che tra Puzzolo e Puzzolu. Allora, contento di questa nuova esperienza nel campionato di promozione? Sì, contentissimo, c'è andata bene l'anno scorso con 2 spareggi, sono contento, sì. Sono un po' stanco. Insomma, come si vive da capitano questa esperienza in un campionato così difficile dove voi siete stati tanto tempo fa e adesso ci ritornate? 2 anni fa, dai, è difficile perché sono squadre attrezzatissime, vede il Tempio, La Palma, lo stesso Ghilarza, squadre fortissime e noi ce la giochiamo, il nostro obiettivo è la salvezza. Certo. Dietro voi siete molto agguerriti, insomma non date mai spazio alle punte avversarie, forse è uno dei vostri pregi, quello di fare molto bene la... L'unico nostro pregio, quello, poi quando torna... dare molti spazi qua è come suicidarsi, certo, insomma, certo. Non è possibile proprio. Tra l'altro voi avete un trio d'attacco che purtroppo è adesso incompleto perché Gianluca si è fatto male, Marco Maniglio è fermo, quindi Luca da solo, poverino, non può fare più. Siamo un po' in emergenza da almeno 4-5 partite che mancano 6-7 elementi, adesso ci stiamo arrangiando comunque. E come vivete il derby con i cugini del Ghilarza? Loro puntano a salire? Sarà una battaglia quella, però nel primo round è andata a noi, anche se sono in Coppa Italia, però il derby è il derby, quindi quella è una partita a sé. Certo, poi adesso che avete fatto anche voi un bel campo, non potete invidiare nulla a loro. No, anzi. Loro, insomma, stanno anche andando in trasferta, quindi... Prima ce l'avevano loro più bella, adesso ce l'avete voi. Esatto. Va bene, per chiudere un saluto a tutti i tifosi della Basanta, che cosa promettete? La salvezza, naturalmente. Solo la salvezza, dai, va bene. Sarebbe già un grande risultato. Sì. Un'ultima cosa sul campionato, favorite per la promozione? Ma il quartetto secondo me La Palma, Ghilarza, Nuonese e lo stesso Tempio. Secondo me poi non lo so, vedo un pelino più forte più avanti, Nuonese e Ghilarza. Capito. Se la giocano fino alla fine loro due secondo me. Va bene, noi ringraziamo il capitano e in bocca al lupo per la stagione della Basanta. Grazie mille.